edizione di Venezia, la protesta del personale con corteo insieme ai sindacati, ma l'assessore Besio tranquillizza. Mafia calabrese in Veneto, si costituirà parte civile l'imprenditore edile di Campo Nogara Mario Borella, uno dei pochi che ha avuto il coraggio di denunciare. A processo l'automobilista che nel 2017 investì Andrea Ferrazzo mentre andava al lavoro in bicicletta. Il ragazzo morì dopo 2 anni in stato vegetativo. Un altro incidente sul tratto maledetto della A4 dopo gli 8 di ieri. Il presidente di Unioncamere Veneto Pozza si appella al governo, serve un'accelerata, è necessario intervenire con investimenti per far partire i lavori. Autonomia, il PD regionale lancia le sue proposte per raggiungere l'obiettivo senza restare in stallo, abbandonare la richiesta delle 23 materie, focalizzarsi su 7 aree e chiesta una commissione speciale in regione. Una storia incredibile, 4 sanitari in servizio all'ospedale di Chioggia hanno salvato un 32enne che ha avuto un arresto cardiaco in volo. Playoff basket, le ragazze dell'Umana Reyer partono con una vittoria al Pala San Montana, le campionesse d'Italia battono Campobasso, prossima sfida venerdì al Taliercio. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque partiamo dalla privatizzazione degli asili nel comune di Venezia, la protesta del personale con i sindacati, ma dalla giunta arrivano rassicurazioni. Oltre 300 persone, tra educatrici, insegnanti, personale ausiliario, hanno preso parte alla protesta contro la delibera che prevede l'esternalizzazione degli asili nido comunali, che il comune di Venezia sta avviando a macchia di leopardo nel territorio. Dopo un'assemblea al Parco San Giuliano, i manifestanti hanno improvvisato un corteo a piedi fino a Viale San Marco, dove alla Roncalli, sede dell'assessorato all'istruzione, è esplosa la protesta contro la delibera. Le lavoratrici chiedono di aprire un confronto subito, di rivedere questa scelta. Chiedono alla Giunta di fare un passo indietro, di fermarsi e non privatizzare le scuole. Noi siamo pronti a discutere per un servizio di qualità, con costi contenuti per le famiglie, che metta al centro il progetto educativo come è stato fatto anche durante la pandemia. Scuole che hanno aperto in sicurezza solo e soltanto grazie agli sforzi del personale. Allora noi diciamo a questa Giunta di fermarsi subito, aprire il tavolo di confronto e discutere di come fare insieme un passo avanti per la scuola pubblica e non privatizzarla, fermare questa privatizzazione per fare in modo che al centro tornino i diritti dei bambini e i diritti dei lavoratori. Senza risposte in questo senso la mobilitazione non potrà che essere durissima. Immediata la risposta dell'assessore comunale Laura Besio. Nessun licenziamento del personale, nessuna privatizzazione degli asili nido, nessuna riduzione dell'organico. Questo lo dico con chiarezza perché la versione che sta circolando di disinformazione che va a spaventare le persone, soprattutto maestre, ausiliarie e cuochi, soprattutto degli asili nido oggetto di sperimentazione, ha dell'incredibile. Da un lato c'è la versione di alcune persone per cui privatizziamo e lasciamo a casa, dall'altro invece c'è il racconto di un comune che sperimenta attraverso dei progetti pilota che sono temporanei, innovando i servizi e non lasciando a casa nessuno. Parliamo ora di mafia calabrese, 'ndrangheta in Veneto. Ci sono novità sul caso dell'imprenditore edile di Campo Nogara Borella, uno dei pochissimi che ha avuto il coraggio di denunciare. Era il marzo 2019 quando un blitz di carabinieri e guardia di finanza ha scoperchiato un sistema messo in piedi dall''ndrangheta in Veneto con decine di arresti, sequestri di milioni e accuse che andavano dalla corruzione al riciclaggio di denaro sporco. Pochi gli imprenditori ricattati che ebbero il coraggio di denunciare, tra loro il costruttore edile Mario Borella, consigliere comunale a Campo Nogara dal 2014 al 2019 e candidato sindaco a Mira nel 2012. Un imprenditore che io definirei anche un imprenditore coraggio, perché è un esempio veramente per tutti quelli che sono nella stessa situazione, cioè minacciati dalla mafia. Aveva venduto un appartamento ad una persona, a Mangone, il quale però non aveva pagato il prezzo e aveva promesso di pagarlo nel giro di 1 anno. Cosa che però non è avvenuta e per cui l'imprenditore ha iniziato a pretendere i suoi 75.000 euro.
Mangone lo portò di fronte al notaio, dove in realtà l'imprenditore si vide uno scritto in quale doveva rinunciare di fatto a tutto, dichiarando di essere soddisfatto del prezzo, cosa che non era vera. Da lì sono partite anche delle minacce da parte dei presenti e lui ha dovuto in qualche maniera firmare, perché veniva minacciata anche la famiglia, la moglie, eccetera, e questo ha creato, diciamo così, una sorta di estorsione, vera e propria estorsione con aggravante mafiosa, che è appunto il capo di imputazione che si è dell'udienza preliminare che si è tenuta. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio del notaio e l'udienza preliminare a carico di Mangone, uno dei principali indagati nell'inchiesta della cosca calabrese affiliata al Grande Aracri, è stata rinviata al 27 giugno per mancata notifica all'imputato. Il nostro obiettivo è quello di costituirci parte civile, cercheremo di farlo alla prossima udienza, chiedere un risarcimento del danno che sarà non soltanto un risarcimento di tipo materiale, cioè per il prezzo appunto dell'appartamento che è stato perso, ma anche un risarcimento di tipo morale. Dopo l'arresto di Mangone e dei suoi complici nel 2019, Borella si recò dalla Guardia di Finanza per raccontare quanto gli era accaduto, fornendo importanti riscontri agli investigatori. Ha avuto paura della vicenda, di quello che gli è accaduto, però ha avuto quel coraggio, un esempio importante di un tentativo andato a buon fine da parte di un imprenditore veneto di ribellarsi alla mafia e di avere il coraggio di denunciare e di portare di fronte al giudice coloro che hanno collaborato a questa estorsione con finalità mafiosa. Ed è stato chiesto il rinvio a giudizio per l'automobilista accusato della morte di Andrea Ferrazzo, deceduto dopo 2 anni e mezzo di coma vegetativo in seguito a un incidente stradale. Dopo 4 anni e mezzo i genitori di Andrea Ferrazzo potranno ottenere giustizia per il figlio. Al termine delle indagini preliminari sul tragico incidente di cui il giovane di Musile di Piave è rimasto vittima, il pubblico ministero della Procura di Venezia, dottor Roberto Terzo, titolare del procedimento penale prima per lesioni personali stradali gravissime e poi dopo la sua morte diventato per omicidio stradale, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'automobilista che lo ha investito mentre andava al lavoro in bicicletta, un 84enne anch'egli di Musile. Riscontrando la richiesta, il GIP del Tribunale, dottoressa Claudia Gualtieri, ha fissato l'udienza preliminare del processo al 18 maggio presso il Tribunale di Venezia. Andrea Ferrazzo era stato investito mentre andava al lavoro in bicicletta nel novembre del 2017. Dopo 2 anni e mezzo in stato vegetativo era deceduto. Un cittadino egiziano quarantenne è stato trovato morto in un giardino esterno alla casa dell'ospitalità di via Santa Maria dei Battuti a Mestre oggi verso le 13. Quando i carabinieri sono giunti sul posto il corpo era a terra avvolto dalle coperte, non c'era già più niente da fare. Il quarantenne era un senza tetto sottoposto all'obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri. Sul posto anche il medico legale che ha escluso una morte violenta. La vittima potrebbe essere stata colpita da un malore, ma sarà un'eventuale autopsia a stabilire le cause del decesso. I provvedimenti del Questore sono aumentati notevolmente nell'ultimo anno. I numeri sono stati resi noti al 170° anniversario della fondazione della Polizia. Da 21 a 42. In un anno sono aumentati considerevolmente gli ammonimenti del Questore per stalking, ma anche quelli per violenza domestica, da 15 a 26, un più 73%. Il dato, riferito al periodo compreso tra marzo 21 e marzo 22, è emerso in occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato ieri nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Nell'ultimo anno la polizia ha compiuto 340 arresti per vari reati, dai furti allo spaccio, violenze e atti persecutori, segnando un più 64% rispetto all'anno precedente. Tra i provvedimenti più significativi i Daspo urbano, passati da 13 a 83, un 583%. Le espulsioni con ordine di allontanamento da 100 a 255 e gli accompagnamenti ai vari centri per il rimpatrio da 8 a 40. Nell'ambito della questura molte sono le onoreficenze e le ricompense conferite durante la cerimonia. Gli encomi solenni al personale che si è distinto in articolate ed eccezionali attività investigative o per coloro che grazie alle proprie spiccate capacità professionali con eccezionale determinazione operativa hanno salvato vite umane.
Dopo gli 8 incidenti avvenuti ieri lungo la A4, oggi alle 15:30 se ne è verificato un altro, un tamponamento tra due tir, sempre nel tratto tra San Donà e Cessalto. Nessun ferito, ma subito lunghe code. Il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, è intervenuto nuovamente sul tema. È una situazione insostenibile, ha detto, lo ripetiamo da mesi, non si può andare avanti così, serve un'accelerata del governo per risolvere il problema. Servono, dice, investimenti per far partire i lavori su questo tratto autostradale che ormai viene definito maledetto. Studenti, cittadini e sindacati di base hanno protestato questa mattina contro il caro vita di fronte agli uffici dell'assistenza sociale. La pandemia, adesso anche la guerra hanno aggravato, stanno aggravando e continueranno ad aggravare le condizioni di vita e il disagio sociale che le famiglie sul territorio stanno vivendo. Con l'aumento del costo della vita a causa della crisi e della guerra, con i salari invariati e la disoccupazione crescente, la povertà è in aumento e iniziano le proteste. Alcuni abitanti dei quartieri Villaggio San Marco e Pertini di Mestre sono scesi in piazza contro il crescente disagio sociale e si sono ritrovati di fronte agli uffici dell'assistenza sociale, insieme al sindacato di base Federazione del Sociale Venezia e allo sportello alimentare del collettivo Tutti in Piedi. Gli interventi che le istituzioni hanno fatto, come i bonus sulle bollette, non sono assolutamente sufficienti. Ora, con l'aumento del caro bollette, le difficoltà sono sempre più scandite, sempre più numerose, ed è necessario che il Comune e gli uffici per le politiche sociali inizino veramente a pensare un piano emergenziale, reale, per aiutare tutte queste persone. Con gli aumenti delle bollette e dei prezzi dei beni di prima necessità, alcuni nuclei familiari non riescono a reggere il caro vita. Uno dei settori maggiormente colpiti è anche quello del mondo del lavoro, perché aumentare bollette, aumentare tutto il resto, con la diminuzione dei diritti, significa che per un lavoratore che già prende meno, significa che pesa il doppio. Le proteste continueranno anche nei prossimi giorni. Ora torniamo sul tema dell'autonomia del Veneto, perché da Padova il Partito Democratico ha lanciato le sue proposte. 1634 giorni di stallo dal referendum del 22 ottobre 2017, ma forse potrebbero essere mesi decisivi questi di fine legislatura per l'autonomia, non solo del Veneto, di tutte le regioni italiane interessate. Dalla storica sede di Padova del Partito Democratico, i vertici regionali Dem lanciano una serie di proposte per superare più di 4 anni di impasse in una logica contrapposta rispetto a quella che sinora è stata la madre di tutte le battaglie. Questo scorcio finale della legislatura, dopo 2 anni di pandemia, può essere utilizzato perché 2 anni di pandemia dimostrano che è necessaria una leale collaborazione tra Stato e Regioni e perché esiste una maggioranza parlamentare molto consistente che sostiene il governo Draghi che potrebbe dare una spinta alla realizzazione di questo obiettivo. Noi ci siamo in Veneto, ci siamo a livello nazionale. E questa discussione non riguarda una sola persona, riguarda tutti i veneti. Per raggiungere l'obiettivo con l'ampia maggioranza di cui un simile provvedimento ha bisogno in Parlamento, si deve partire da una legge quadro su cui già la ministra Gelmini sta lavorando, ma anche la Regione deve e può fare la sua parte. In questo momento è necessario cambiare rotta e come Partito Democratico abbiamo voluto dire come si può fare. Si può fare innanzitutto abbandonando il feticcio delle 23 materie che devono essere, secondo il Veneto di Zaia, realizzate tutte subito, ma individuando alcune materie sulle quali concentrare l'iniziativa e anche pensando che le risorse finanziarie debbano essere date per l'erogazione di quelle materie e quello che riusciamo a risparmiare perché facciamo meglio ce lo teniamo in Veneto. 7 le materie individuate dal Partito Democratico Veneto e illustrate da Ivo Rossi, responsabile regionale sui temi dell'autonomia e del regionalismo. Il lavoro e le sue politiche, la formazione con gli ITS, il sistema di istruzione e formazione professionale, l'internazionalizzazione delle imprese, il governo del territorio sui fronti della rigenerazione urbana e del rischio sismico. Una discussione che va riportata nella sede naturale del Consiglio regionale con la creazione di una commissione speciale per l'autonomia.
E ora la storia di 4 sanitari in servizio all'ospedale di Chioggia che hanno salvato un 32enne colpito da un arresto cardiaco in volo. Avevano deciso con un breve viaggio a Parigi di concedersi una pausa dal lavoro che soprattutto negli ultimi anni li ha completamente assorbiti. Ma 3 infermieri e una ossa di cardiologia dell'ospedale di Chioggia hanno salvato una vita sul volo delle 6:45. La casualità li ha voluti seduti in fila, vicini. Dietro a un'infermiera un giovane di 32 anni sembra riposare, con un leggero russare accanto al suo accompagnatore. Ci giriamo tutti e 4, racconta, poi ci scambiamo uno sguardo d'intesa. Quel respiro pesante lo riconosciamo subito, non è un normale ronfare del sonno. L'infermiera si gira di scatto e inizia a chiamare il ragazzo, senza risposta, non era cosciente. A quel punto si alzano tutti e 4 e lo stendono di traverso su 3 sedili, ma lo spazio per eseguire il massaggio cardiaco è troppo stretto. Con l'aiuto di un altro passeggero lo stendono in corridoio e con il defibrillatore il ragazzo si è ripreso. Ad attenderlo in Francia e in aeroporto medici e infermieri. E ora veniamo al basket. Vittoria delle campionesse d'Italia in carica dell'Umana Reyer al Pala Selva Piana di Campobasso contro le padrone di casa della Molisana Magnolia nella gara di andata dei quarti di finale playoff della Lega Basket femminile. Il match di cui vedete le immagini si è concluso con il risultato di 71-75. Soddisfatto il coach Orogranata Andrea Mazzon, che attende con un po' più di preoccupazione la prossima sfida, quella di venerdì, il 15 di aprile alle 19:30, palla 2 del ritorno dei quarti di finale al Palasport Taliercio di Venezia. E su queste immagini noi chiudiamo. Vi ricordo ora come sempre l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ora invece le previsioni del tempo per domani. Una buona serata a tutti, arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo, bel tempo e clima da primavera inoltrata. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 aprile. Sul Veneto fino al primo mattino sarà piuttosto nuvoloso in pianura, poi a seguire nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o velato ovunque dal pomeriggio. Anche sui monti sarà via via sgombro da nubi. Temperature in aumento, anche sensibile e dunque molto gradevoli. Minime tra 3 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Di notte possibili foschie o locali nebbie nelle valli e in pianura. Temperature minime tra 6 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si alterneranno schiarite e annuvolamenti anche intensi che localmente potranno attenuare il soleggiamento. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.